Buongiorno a tutti ragazzi, sempre notizie un po' bruttine, però purtroppo vere. In effetti ragazzi, l'asteroide Apophis, secondo il famoso Elon Musk, sarebbe un pericolo per il nostro pianeta per il 2029. Infatti lui ha anche fatto un post su Twitter, ha postato questa cosa e ha detto che avrà un impatto con la Terra nel 2029. E la cosa più bella che dice è che non abbiamo i mezzi per difenderci, cioè questa è la cosa più grave che ci sta, cioè noi non abbiamo i mezzi per difenderci, cioè non li avremo nemmeno fra 10 anni, quando sarà. Quindi in effetti lui ha messo un tweet, ha messo un post su Twitter, lo potete andare a vedere tranquillamente, è in inglese ma l'ha postato, quindi lui lo ha ammesso che è un pericolo questo asteroide e quindi dice chissà potrebbe cadere, è molto probabile. Ciao Marcella, ciao. Quindi diciamo proprio asteroide shock NASA preparing for colossal good at chaos, quindi proprio lo scrive proprio bello preciso e chiaro. Quindi qualcuno giustamente domanderà che cosa accadrà se Apophis colpirà il nostro pianeta. La NASA giustamente come sempre smentisce ogni cosa e quindi dice di no. Però se per puro caso si verificasse ragazzi, la roccia spaziale di 27 miliardi di chili lascerebbe un cratere largo più di 1 chilometro e profondo più o meno 500 metri, ragazzi. Però l'impatto sarebbe l'equivalente della detonazione di, pensate un poco, 880 milioni di tonnellate di TNT, 65.000 volte più potente della bomba nucleare di Hiroshima. Quindi ragazzi, immaginate che cosa può essere. Diciamo, diciamo che una simulazione mostra che dopo l'impatto si crea una palla di fuoco devastante e una grande forte onda d'urto. Durante le prossime ore poi l'asteroide manderebbe nello spazio i frammenti giustamente della collisione. Invece, se si verificasse nell'oceano, si verificherebbe un grande tsunami, quindi stiamo proprio messi male, che potrebbe, diciamo, essere alto diversi chilometri. Quindi qua si parla di chilometri, non di metri. Ognuna di queste onde sarebbe un maremoto diverso. Quindi stiamo parlando della fine dei tempi. Questo è quello che può succedere. Quindi ragazzi, Elon Musk tante volte ha provato anche lui a fare qualche cosa per lo spazio, per Marte, diciamo, per tante cose e anche stavolta ha messo, diciamo, non in gioco diciamo, la NASA. Lui sa che gli scienziati stanno mentendo all'umanità. Forse perciò ragazzi stanno costruendo tutti questi bunker sotterranei. Forse il vero motivo che a volte ho fatto un video io ultimamente si stanno preparando per l'arrivo degli alieni, si stanno mettendo, secondo me ragazzi questi bunker sono per questo fatto qui, per il fatto di questo asteroide che deve arrivare, non per il fatto diciamo che arrivano gli alieni, i cambiamenti climatici e tutte queste stronzate che abbiamo detto pure noi, tutti quanti. Secondo me stanno preparando per l'impatto di Apophis, che sarà nel 2029, stando alle parole che ha scritto Elon Musk, quindi sul suo Twitter, andate lì, lo trovate in inglese, però è facile capirlo, lo dice sì, anche chi mastica un po' di inglese lo capisce tranquillo, quindi più di questo ragazzi. Quindi lui sembra confermare, sì sì lo fanno per giustamente solo per loro, sì sì, perciò in America stanno facendo i bunker, perciò in Russia stanno facendo i bunker, perciò in Norvegia lo stanno facendo, in diverse nazioni lo stanno facendo, per salvaguardare. In Italia no, no, che io sappia Alessandro no.
Quindi ragazzi ci dobbiamo organizzare e fare un bunker sotterraneo anche in Italia. Dobbiamo trovare qualche bunker dell'epoca della guerra e ripararlo. Anche se credo ragazzi un po' difficile. Sì, hanno fatto una cosa solo per loro, perciò questa cosa qui a finale è andata così ragazzi, quindi diciamo che è per questo che ultimamente ragazzi stanno facendo questa cosa qui. Quindi ragazzi il problema è quando il 2029, quindi come sempre io vi dico ragazzi, i bunker sono stati fatti, ma io credo che non si salveranno neanche loro. Se cade questo asteroide così gigante ragazzi, possono fare tutti i bunker del mondo ragazzi, qua non si salva nessuno, quindi non si salveranno lo stesso. Speriamo che i nostri amici ci vengano a salvare ragazzi, perlomeno speriamo che arrivino loro quel giorno che sarà fra 10 anni, quindi speriamo bene ragazzi, perché qua le cose mi sa che si sono messe proprio male. Quindi il perché di tutti questi bunker in effetti era per questo motivo qua. Adesso se noi ci fermiamo un attimo e analizziamo tutte le cose che sono successe, tutti questi bunker che noi stiamo dicendo perché li stanno facendo, forse così, forse così, ragazzi, questi qua, bravo, noi moriremo per prima, loro moriranno come topi, non cambierà nulla ragazzi, quindi a finale a starcene a prendere il regno. Chiamo pure a Goldrake, già che ti trova, Alessà, e stiamo a posto. Ma Ziga Z, mamma mia, ragazzi, comunque chi non crede in questa cosa può andare su un Twitter di Elon Musk, va a controllare, lo trovate sul Twitter di Elon Musk, NASA for Impact Apopis 2029, e ti sta proprio un suo commento proprio. Quindi potete andare sulla sua pagina e lo andate a leggere. Quindi in effetti lo sappiamo ragazzi che la NASA ha sempre mentito, lo farà sempre, e che la verità non la diranno né mo né mai. Quindi ecco la spiegazione che noi stiamo a volte sciomoniamo, come diciamo a sud, cioè cervelliamo, e questi bunker perché li hanno fatti così qua in America, in Alaska stanno facendo, ecco perché Trump vuole comprare la Groenlandia, ecco il motivo perché vogliono comprare la Groenlandia ragazzi, perché Trump all'improvviso sta facendo diciamo casino con la Danimarca che vuole questa Groenlandia. Che ci devi fare? Là ci sta solo ghiaccio, a meno che non vuoi fare qualche bunker. Sì, sì, è vero, sì, però secondo me stavolta vogliono, Trump voleva la Groenlandia per costruire qualche bunker forse a livello familiare. Posso pensare anche così, oppure per il suo paese. Fatto sta ragazzi che non è per noi, quindi è solo per chi è potente, chi è al governo, ma non lo so, loro secondo me Trump vuole fare qualche bunker sotto l'Antartide. Ciao, purtroppo è la verità, non è che paura. Può darsi che tra 10 anni ci sarà una soluzione, non lo so, però purtroppo la notizia sta camminando, quindi come si dice, se non è tanto ma un tanto ci sta, capisci? Adesso ci sono tanti collegamenti, in effetti se Apopis starebbe arrivando qui sulla Terra, anche se mancano 10 anni, può influenzare anche i terremoti, le eruzioni che si stanno verificando sulla Terra. Non dimentichiamo che quello è grandissimo, quindi influenza tutti i pianeti. Apopis, Apopphis, quindi diciamo potrebbe influenzare diciamo un po' tutto, diciamo tutto il sistema, diciamo la Via Lattea, e quindi automaticamente potrebbe influenzare anche il nostro pianeta. Poi dipende ragazzi, stiamo sempre lì. Sì, potrebbe cambiare rotta. Allora siccome questo si avvicina troppo,
Elon Musk ha detto che il nostro campo gravitazionale lo attirerà sicuramente. La NASA ha detto di no. Invece Elon Musk è convintissimo che, siccome passerà molto 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 vicino, il nostro campo magnetico se lo tirerà addosso. Cioè se lo tira su di essa, diciamo la Terra lo tira come se passa un asteroide. No, no, è tutto un bluff il 2068, già nel 2029. Questa è la cosa, passerà troppo vicino, ragazzi, e allora automaticamente diciamo il campo gravitazionale della Terra, cioè se lo tira. Questa è la cosa che Elon Musk ha detto, diciamo, ha spiegato con gli scienziati della NASA. Invece loro sono, giustamente, non possono fare allarmismo, ragazzi. Immagina che diciamo che sta avvenendo la fine del mondo 2029, sarebbe un casino come dice Alessandro. Quindi giustamente potrete scrivere quante volte volete, diranno che sono fake, diranno che sono siamo catastrofici, siamo devono difendersi ragazzi purtroppo. Quindi tutti questi video che fanno su Apopis per tutti quanti sono delle fake news, come dice. Però stavolta manco a farlo apposta, Elon Musk fa un post su Twitter e allora non sono tutte fake le cose che stiamo dicendo noi. Lo ha confermato uno che se la fa con loro, quindi vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, speriamo che non accada nulla in questo 2029. No, Alessandro, nemmeno niente, non ci sta nulla, quindi metti l'anima in pace. Dobbiamo solo vedere se in qualche parte d'Italia ci sono dei bunker ancora della guerra, non lo so. Ti dico una bugia, non lo so. Credo che comunque ci devono stare, non so dove, ma credo di sì. Vabbè ragazzi, vi saluto, se saprò qualcosa in più faccio un aggiornamento come sempre. Speriamo che non succeda nulla. Questo coso è grandissimo e quindi non ci salveremo in nessuna maniera, perché qui la cosa è proprio grande, non è un sassolino ragazzi, questo è proprio grosso. Difatti allora, l'asteroide è largo 340 metri ragazzi e passerà solo a 30.000 km dalla superficie terrestre. Adesso lo sto traducendo dall'inglese e quindi ho trovato dove era. Quindi tra 10 anni, largo 340 metri, a solo 30.000 km dalla superficie terrestre. Quindi gli scienziati poi sono consapevoli che mentre l'asteroide si sposta, anche la sua traiettoria orbitale può cambiare, il che aumenta la possibilità di impatto. Quindi diciamo è così. Ed è questo, questa è la traduzione ragazzi un po' alla volta, il motivo per cui Elon Musk ha postato su Twitter che alla fine una grande roccia finirà per avere un impatto sulla Terra e attualmente non abbiamo nessuna difesa. Questo è quello che ha twittato, diciamo, come si dice così, Elon Musk. Quindi lui conferma che finirà per avere un impatto sulla Terra. Quindi ragazzi, poi ci sono altri Twitter sempre di Elon Musk e di un certo Joe Rogan, sempre della NASA, che fanno botta e risposta, quindi è come noi, diciamo, più o meno. Sì, ma già io un video avevo detto che gli scienziati russi avevano confermato che nel 2029 era possibile che poteva impattare, anche se avevano dato per certezza il 2068. Quindi mi sa che anche i russi l'hanno capito, solo che anche loro, come tutti gli scienziati, non possono fare allarmismi. Anche perché in 10 anni, ragazzi, può succedere che si trova una soluzione. Quindi, perché allarmare ora se poi tra 10 anni è capace che trovano una soluzione? Quindi è inutile fare questo casino ora.
se poi dopo si può trovare la soluzione. Quindi è questo il discorso sempre. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata. Se saprò qualche altra cosa su questo Elon Musk, NASA e Apopis, io come sempre comunque faccio un aggiornamento, sperando facciamo le corna che non succeda niente. Ciao a tutti ragazzi e buon appetito.